Suggerimento per Duncan, la verticalizzazione, palla tra le linee, gira il pallone Pavoletti, arriva sul pallone Hernandez, se lo porta sul destro, pronto al cross, zona tiro, pallone per Driola, finta il tiro, poi arriva da Duncan, palla sul sinistro, pallone morbido di Duncan, è interessante ma nessuno può intervenire, la recupera Sportiello. Non dovrebbe essere questo l'ultimo minuto di partita perché credo che i 3 minuti vengano considerati all'arbitro nel momento in cui è ripreso il gioco dopo il gol di Muriel. E dunque fino al 94esimo si dovrebbe giocare. Malinowski, la sponda, Mele che ha dato un buon contributo nonostante non sia al meglio. Malinowski, pallone in corridoio per Miranchuk in area di rigore, Miranchuk davanti al portiere, Miranchuk la mette fuori incredibilmente sull'uscita, però ottima di Cragno, ma c'era fuori gioco. E dunque il gol eventuale sarebbe stato annullato. Ancora la possibilità di inseguire il pari il Cagliari, gran finale di partita, il rilancio di Cragno a cercare la testa di Ceni che prende posizione col corpo ma stacca di testa su di lui 2 volte Romero, la ributta in avanti Rugani, fuori dalla portata di Pavoletti, ancora Rugani, non c'è precisione ma c'è molto vento, di testa Lico Iannis, sulla ripalla ancora Lico Iannis, difende il pallone, va da Rugani che la deve ributtare in avanti, cominciando l'ultimo minuto di partita, allontana Romero, ancora Rugani, il sinistro che assume una strana traiettoria, poi al volo Duncan, di testa Romero, c'è il giocatore del Cagliari a terra, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Di Francesco. Con le mani Lico Iannis, dovrebbero mancare una quarantina di secondi alla fine della partita. L'indicazione di Gasperini a Malinowski, rimessa in zona d'attacco per il Cagliari, potrebbe essere questo l'ultimo tentativo di arrivare al pari. Lico Iannis cerca un compagno all'interno dell'area di rigore e non lo trova, allontanato De Ron. Insegue il pallone Zappa, rischia il dribbling Zappa ma non può fare diversamente, si libera di Muriel, la butta in avanti, Zappa prende posizione Cerri all'interno dell'area di rigore, palla al limite, Rugani chiuso da De Ron, calcio di rigore, fallo di De Ron, calcio di rigore per il Cagliari. Adesso rivedremo, su questo lancio lungo Cerri ha fatto la sponda, Rugani gli era andato a rimorchio, ha caricato per il tiro, è intervenuto da dietro un giocatore dell'Atalanta, mi sembra De Ron. Da qui vediamo bene. Sembra che il piede di Rugani fosse davanti e De Ron nel tentativo di sradicargli la palla ha trovato prima il piede e poi il pallone, almeno questo. Un ferrovio per Piccinini, restano dei dubbi, va a vedere l'arbitro. Calma, dice Piccinini alla panchina della Cagliari. Decisione complicatissima perché è una situazione, come definiscono gli arbitri in gergo, molto borderline. Cerchiamo di vedere bene da qui. Bisogna capire chi prende prima il pallone. Vediamo. Non è calcio di rigore, dice Piccinini. Non è calcio di rigore. Di Francesco è una furia. Siamo nel 6° minuto di recupero. Se sono rimasti 3 minuti di recupero c'è pochissimo da giocare. Si riparte con il calcio di punizione per l'Atalanta, lo batte Sportiello. Dall'atteggiamento calcio di punizione? Dall'atteggiamento dei giocatori del Cagliari mi sembra che anche loro avessero avuto forse questa impressione. È stato ritenuto allora addirittura falloso quello di Lugani, no di certo. Il rilancio di Sportiello, palla lunga per Malinowski, di testa Rugani, arriva De Ron. Che dire? Voi avete visto gli ultimi 4 minuti come li ho vissuti? Che c'è da dire? Cosa c'è da dire? Cosa cazzo c'è da dire? Cosa c'è da dire? Precisamente. Cosa ci sarebbe da dire? Siamo arrivati al punto in cui non bisogna nemmeno dire ma è colpa di Di Francesco perché
ha fatto i cambi tardi, è colpa di come è stata messa in campo la squadra perché quel determinato giocatore non andava lì. Non si può più dire nulla di tutto ciò. Non si può più dire nulla di tutto ciò. La situazione è nera, 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 nera. Io non sopporto più nessuno di quelli che scendono in campo. Non ne sopporto più nessuno. Io veramente ormai non ce la faccio più. Se continuo a guardare le partite è soltanto per questa, perché io amo questa, amerò sempre questa e mai chi la indosserà. Però purtroppo non scende in campo soltanto questa, perché questo è un oggetto inanimato. Tanto sì, è chiaro come non sia rigore perché è Rugani che calcia il piede di De Ron. La prossima è uno scontro diretto. Se si perde la prossima, io ho sempre detto crediamoci, 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 ma se si perde la prossima è finita. Se si perde la partita con il Torino è finita.